Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Un venerdì diverso, quest'oggi non avremo con noi per Auto da Fe il professor Fabrizio Pezzani, che avremo con noi settimana prossima, ma in compenso c'è una trasmissione letteralmente interessante, molto interessante, che vi prego di seguire perché, come sapete, noi da tempo, da tantissimi anni, seguiamo la vicenda relativa alla strage di Erba. In questo momento tutto è catalizzato mediaticamente e in maniera anche un po' stramba, diciamo, ma ne riparleremo di questo strambo aspetto mediatico su Garlasco, naturalmente. Però nel frattempo è venuta fuori una notizia clamorosa, ma realmente clamorosa, che dimostra matematicamente che Olindo Romano e Rosa Bazzi non sono gli artefici, i colpevoli della strage di Erba. Lo dimostra matematicamente Edoardo Montolli, che ha fatto la scoperta insieme a Francesco Priano e Max Andretta della trasmissione Le Iene di Italia 1. Il servizio che sentirete, che vedrete, l'audio video che vedrete, è stato realizzato da Edoardo Montolli per il suo canale YouTube Fronte del Blog. Tutti i riferimenti li trovate sul post che introduce questa nostra trasmissione di oggi, che in realtà è la matematica cristallina cartesiana dimostrazione dell'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi fatta da Edoardo Montolli con l'aiuto appunto e il supporto determinante di inchiesta di Max Andretta e Francesco Priano. Non rubo altro tempo a questo formidabile documentario che potrete seguire adesso da qui alle 10, alle 11, chiedo scusa. Buon ascolto e buona visione. Per qualcuno sarebbe stato questo un grande abbanio, come se noi fossimo risposti tutti. Olindo Romano e Rosa Bazzi erano nel loro appartamento di via Diaz a Erba almeno alle 21:45 dell'11 dicembre 2006. Dunque non potevano essere al McDonald's di Como, dato che l'ora dello scontrino agli atti è proprio delle 21:45. Ma nemmeno possono essere i colpevoli della strage. Se lo fossero stati, tornando da Como, sarebbero potuti essere nella corte di via Diaz non prima delle 22:12. Sicché l'unico modo per vederli nella corte tra le 21:30 e le 21:45 è che siano andati via da Erba prima delle 20, ovvero prima che la strage cominciasse. Olindo e Rosa non sono gli assassini. Per fare colpevoli Rosa e Olindo, i giudici hanno scritto che la coppia rientrò nella corte di via Diaz a Erba tra le 22 e le 22:30. Ma non può essere andata così e oggi abbiamo finalmente le prove. Diverse persone collocavano direttamente o indirettamente la coppia nella corte già alle 21:30. Il primo fu l'avvocato Nicola Mariani, che lo disse anche in aula, e che sappiamo oggi appare in un video di quella sera accanto ad Olindo. Ho una felpa bicolore, blu e azzurra. Nel momento in cui sono inquadrato, lei levi 5 minuti, è l'orario che ho incontrato Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lei incontra Olindo Romano e Rosa Bazzi 5 minuti prima di quell'inquadratura. Tra i 5 e i 10 minuti prima. Erano circa le 21:30, quindi può essere 21:30 piuttosto che 21:45. Poi c'è il nuovo testimone, citato nell'intervista di Olindo alle Iene, e che, rintracciato dal programma, ha confermato lo stesso orario. Oh, io quella roba qua non l'ho mai detto a nessuno, avevo paura. Lui mi ha visto me, certo, ha ragione. Non sono una persona falsa, non mi va. Prima ti ho risposto così perché sai, con tutto quello che sento in giro, però l'ho visto. Io l'ho visto, quella sera dove c'era la farmacia privata, in macchina. E hanno parcheggiato, se non sbaglio, lì vicino alla piazza. Ma che ora è? Dopo le 9. 9:15, 9:30? Sì, 9:30. Sì. 9:30 hai visto Olindo. E Rosi. C'era anche lei. Certo, attorno alle 9. Io ero in palestra, passa questa notizia. Io arrivo dalla palestra, considera il tempo di andare giù. Nel frattempo vedo arrivare la macchina. Prima delle 10. Prima del 10, sì. Quindi c'è un'intervista del defunto Carlo Castagna
in cui il marito, padre e nonno di 3 delle vittime, retrodatava il suo arrivo nella corte alle 21:40. Ebbene, io arrivo in quella corte verso le 21:40, 21:45. Il punto è che il suo arrivo fu contemporaneo a quello di Olindo e Rosa e fu lui stesso a dire di aver visto Olindo nella corte nei pochi minuti che rimase lì, dato che in aula disse di essersi trattenuto meno di 20 minuti. Incrociai questo pullover color salmone, la cui testa poi era quella dell'Olindo, no? Quindi non vidi subito la testa di Olindo, vidi questo pullover color rosa, se avessi una cartella a colori ve la farei vedere. Comunque un color salmone un po' maturo. E proprio i miei occhi, no, fissarono i suoi forse per 1 secondo e mezzo. E ebbi l'impressione che volessero dirmi: ma proprio a lei, signor Castagna, guardi, sapessi come mi dispiace. Anche Olindo ha confermato alle Iene di averlo visto e Rosa, in un'intercettazione, disse di averlo notato accasciarsi in auto appena saputa la notizia della strage. E quando siamo arrivati, la macchina era in mezzo al cortile con su lui, che lo coprivano tutti, che stava male. La prima persona che Carlo incontrò al suo arrivo fu il comandante dei Vigili del Fuoco, Ferruccio Miotto. Come entro, mi sento prendere per un braccio ed era la mano del vigile del fuoco Ferruccio Miotto, e dico: ma cosa è successo, Ferruccio? Ma Carlo, lì è un incendio. Beh, dico, andiamo su un salto a vedere, dai. Paola e Raffaele stanno bene. E non si può perché la casa è pericolante. E Miotto ha detto alle Iene che vide Carlo alle 21:30 e un'altra persona molto stimata nella comunità ha confermato alle Iene lo stesso orario. 9:15 mi chiamano per dirmi cosa fosse successo. Prendo la macchina, arrivo lì alle 9:15 e c'era già un casino di gente giù. Olindo mi si avvicina e mi chiede cosa è successo. 9:15, massimo 9:30, 9:45. Infine c'è il giornalista Paolo Moretti, che nel suo libro Sangue e Fango, smentendo radicalmente le dichiarazioni in aula di Pietro Castagna, colloca lo stesso Pietro nella corte di Via Diaz insieme al fratello Beppe alle 21:50. Il tempo di spegnere la televisione, cercare una giacca pesante che fuori si gela. È il primo vero giorno di freddo, un freddo che punge, che ti si attacca sulle ossa, che si insinua sotto pelle. Arriva in cortile, sale sulla lancia fedra del fratello. Beppe mette in moto e parte, direzione Piazza Mercato. Mancheranno una decina di minuti alle 22, quando arrivano a destinazione. Ma Pietro e Beppe furono visti arrivare dallo stesso Nicola Mariani dopo che questi aveva lasciato Lido davanti al nastro che delimitava l'accesso alla corte. La Bazzi era in mezzo e teneva sia il braccio di suo marito sia il mio. Era preoccupata per la sicurezza della loro casa. I coniugi Bazzi hanno superato questo sbarramento mentre io non mi sono spinto oltre, anche perché un vigile del fuoco ci ha chiesto chi fossimo e chi abitasse nelle case. Bazzi Rosa e Olindo si sono allontanati da me e dopo qualche secondo, quando non li ho più avuti nel mio campo visivo, mi sono allontanato anche io. Proprio nel momento in cui non ho visto più la Bazzi e il marito, ho visto arrivare i fratelli di Castagna Raffaella, o meglio, io ho riconosciuto Pietro Castagna con un'altra persona che ha detto a chi non voleva farli passare: siamo i figli. Ho quindi dedotto che la persona che si trovava con Castagna Pietro fosse suo fratello. Di nuovo, dunque, l'arrivo di Rosa viene collocato al massimo tra le 21:30 e le 21:40. Tanti testimoni, ma tutti possono sbagliare gli orari in una serata tanto concitata. Serviva un dato scientifico per appurare se davvero Olindo e Rosa fossero lì a quell'ora. Abbiamo cercato così i riscontri nelle telefonate che Carlo Castagna asserì di aver fatto alla figlia Raffaella a casa e sul cellulare, prima di andare nella corte, sia nelle informazioni rilasciate ai carabinieri che in quello che poi dichiarò in aula. Chiamai Raffaella, sul cellulare non rispondeva.
la chiamai sul fisso, non rispondeva. Dico, strano. Però non ero granché preoccupato, perché capitava altre volte che magari facesse tardi, anche le 9:30, perché saliva ad accompagnare il bambino. Ma purtroppo la telefonata a casa di Raffaella non risulta dai tabulati depositati e quella al cellulare non è in realtà mai stata fatta, perché dal telefonino fu estratta anche la memoria con le ultime 10 chiamate e quella del padre non c'era. Carlo disse anche di aver chiamato il figlio Beppe, sia prima di uscire di casa per avvertirlo che la madre non era ancora tornata, sia dopo aver saputo la notizia della strage. Faccio partire una telefonata e con la stessa brutalità la passo a mio figlio. Beppe, sono morti tutti. Io mi ricordo che Beppe mi ridomanda con una voce che proprio che significava il suo dolore: ma come sono morti tutti? E sento che mia nuora ha ascoltato la domanda di suo marito e di mio figlio, lancia un urlo che ancora in questo momento riesco ad avvertirne la lunghezza e la profondità. Beppe, sono morti tutti. Mi ricordo di aver sentito nel telefono l'urlo di mia nuora, la quale, siccome mio figlio incredulo mi ripone la domanda: come sono morti tutti? E chiaramente Susanna, la moglie di Beppe, che è a pochi metri da Beppe, lancia questo urlo che mi ricordo di sentirlo ancora nelle orecchie, questo rifiuto, questo no prolungato: papà, arriviamo subito, arriviamo, nel senso che anche avrebbe raggiunto Pietro, l'altro figlio, e sarebbero saliti. Per cui faccio partire la chiamata: Beppe, sono morti tutti. La mia telefonata fu in questi termini, e mi ricordo che Beppe mi ridomandò: ma come sono morti tutti? E sento ancora nelle orecchie l'urlo di mia nuora, che a pochi passi dal marito, da mio figlio, sente la sua domanda: come sono morti tutti? E lei reagisce con un no prolungato. Ma neanche questa dettagliata e drammatica telefonata a Beppe risulta dai tabulati depositati in atti, né risulta una chiamata fatta prima di arrivare nella corte di Via Diaz. Allora, per oltre un anno, insieme alle Iene, abbiamo provato a cercare i dati scientifici dai fotografi presenti quella sera, dato che le immagini digitali riportano giorno e ora di scatto. Ma alcuni fotografi erano morti, altri sostenevano di non averle più, e nemmeno il giornale di Erba, che nei giorni successivi alla strage pubblicò una foto di Rosa e una di Carlo nella corte, avrebbe più gli originali. Purtroppo, dei 3 fotografi che firmavano il servizio, uno solo, ci hanno detto, materialmente lo realizzò, ed è morto pure lui. Abbiamo così cercato ancora. Olindo dichiarò in aula che una volta giunto nella corte fornì la chiavetta universale ai vigili del fuoco per togliere la corrente e il gas all'appartamento di Mario Frigerio e Valeria Cherubini. Niente, dopo loro sono usciti. Io e mia moglie ci siamo guardati in giro un po' per vedere se c'era qualche danno, ma avevano già guardato loro. Dopo sono uscito in cortile. E a quel punto lì trovo ancora il Bartesaghi con un altro vigile del fuoco che mi chiedono praticamente la chiave per aprire i 2 portelloni, quelli dove ci sono l'Enel e il gas, per poter staccare la corrente e chiudere il gas degli appartamenti interessati all'incendio. Io prendo le chiavette che sono chiavette universali, esco con loro, spostiamo le transenne praticamente, perché c'erano delle transenne di metallo davanti, gli apro i 2 portelli e loro staccano il contatore della luce, chiudono il gas, poi io richiudo tutto e rimettiamo a posto le transenne. Niente, tutto lì. Entrando poi dopo in cortile, non potevo stare lì in mezzo perché era transennato anche il pezzo dove stavano lavorando i vigili del fuoco. Allora, diciamo che mi sono messo in un angolo e lì ho visto il signor Castagna sulla macchina. L'ho visto che praticamente stava male. Ho visto un uomo distrutto praticamente. Proprio io che
abbiamo incrociato anche lo sguardo per pochi secondi, e in quei pochi secondi lì mi sono tornati in mente le liti, tutte le banalità che avevo avuto, le discussioni, lo insultavo anche pesantemente. È stato un flash. Avremmo potuto così sapere dai tabulati Enel dei vicini quando fu tolta la corrente e dunque quando Lindo era certamente nella corte. Ma incredibilmente, nell'intero mese di tabulati di casa Frigerio Cherubini forniti dall'Enel al comandante dei carabinieri Luciano Gallorini, mancavano proprio quelli dalle 17 in avanti dell'11 dicembre, ovvero gli unici che servivano. Perché? Nessuno lo sa. C'erano però i tabulati di casa di Olindo e Rosa. Alle 22:15 la corrente registra un picco 7 volte superiore ai minuti precedenti. Secondo gli ingegneri dell'epoca dell'Enel, l'orario faceva riferimento al quarto d'ora precedente, dunque tra le 22 e le 22:15. Solo una lavatrice e pochi altri elettrodomestici possono consumare tanto. E noi sappiamo che la lavatrice quella notte era in funzione, perché i carabinieri lo attestarono in 2 verbali, anche se scrissero che erano le 3 di notte passate. Ma non è possibile che fosse quell'ora, perché l'unico picco di corrente quando l'acqua si scalda è appunto alle 22. Dunque i carabinieri sbagliarono orario, doveva essere prima. Infatti se Olindo ha detto alle Iene che i carabinieri giunsero dopo mezzanotte, in questo articolo di Paola Pioppi sul Giorno del 12 gennaio 2007 la giornalista scriveva che erano entrati addirittura alle 23:30. La lavatrice di Rosa, perfettamente inquadrata dalle foto dei RIS, era una Rex RLB 400 giri ed è una lavatrice non programmabile. Si poteva azionare solo manualmente. Dunque fu lei ad accenderla poco prima delle 22, quando poi l'acqua si scaldò facendo schizzare il consumo di corrente e dunque doveva essere entrata in casa prima ancora. Ma prima di farlo, il vigile del fuoco, Aldo Bilotta, controllò tutte le stanze per controllare che non ci fosse alcun pericolo e così sono passati altri minuti. Sicché Olindo e Rosa entrarono in casa almeno alle 21:45 e giunsero nella corte ovviamente anche prima. Le Iene, Francesco Priano e Max Andretta hanno naturalmente interpellato diversi docenti universitari su quel picco di corrente e tutti hanno concordato che si tratti della lavatrice vista in funzione dai carabinieri. Poi hanno fatto una prova sul campo, recuperando un modello di lavatrice identico a quella dell'epoca, riproducendo i medesimi consumi rilevati da un elettricista che ha documentato come tale picco di corrente si possa solo registrare all'inizio del ciclo di lavaggio e non alla fine. È una prova scientifica e incontrovertibile dell'innocenza della coppia, che la difesa userà nei prossimi mesi per inoltrare una seconda richiesta di revisione. E allora si dirà, lo scontrino del McDonald's in atti, da dove arriva? Noi sappiamo anzitutto, perché da qui siamo partiti, che l'orario delle 21:37, poi ridattato dai carabinieri alle 21:45 per un errore del registratore di cassa, era incompatibile con la confessione di Olindo. Lo spazzino infatti disse che subito dopo la strage si era diretto in 3 posti diversi per gettare i sacchi con le armi e con i vestiti e per lavarsi e cambiarsi. Ma uscendo dalla corte alle 20:30 era impossibile fare quel percorso e giungere al McDonald's per le 21:45. Solo che nessuno degli inquirenti all'epoca aveva controllato i tempi del percorso e lo abbiamo fatto noi allora insieme alle Iene. E anche prendendolo per buono quello scontrino e raccolto da terra, senza cenare e senza lavarsi né cambiarsi, Olindo e Rosa non sarebbero mai stati indietro nella corte di Via Diaz prima delle 22:12. Ma mettiamo pure che Olindo, nel confessare cosa fece dopo la strage, abbia mentito sul percorso fatto. Bene, i carabinieri verificarono il percorso prima delle confessioni e annotarono il tempo, 30 minuti per arrivare a Como e 10 minuti per arrivare a piedi al McDonald's. Ammettiamo che al ritorno ci abbia messo meno in auto, ammettiamo che sia stato velocissimo rispetto all'andata e ci abbia messo 20 minuti in auto e 10 minuti a piedi. Siamo a 40 minuti, più 20,
più 10, cioè 70 minuti, e cioè uscendo dalla corte dopo aver commesso la strage, ossia alle 20:30, sarebbe sì tornato per le 21:40, ma ancora tutto sporco di sangue e con le armi in macchina. Se aggiungiamo soltanto il tempo per lavarsi e cambiarsi al lavatoio, siamo già almeno alle 21:50. Ma a quell'ora, in realtà, Rosa aveva già azionato la lavatrice in casa da un pezzo. Sicché l'unico modo per vederli nella corte tra le 21:30 e le 21:45 è prendere per buone le loro prime dichiarazioni. Quando dissero di essere usciti prima delle 20, e cioè prima che ci fosse la strage, essere andati a Como a mangiare al McDonald's e a guardare le vetrine natalizie, per poi tornare a casa. Ma oggi sappiamo, con certezza, che quello scontrino, battuto mentre loro erano già ad Erba, non era quello che Rosa consegnò la notte stessa ai carabinieri, perché non tornano gli orari, ma non tornano neanche le voci riportate al suo interno. Il maresciallo Luca Nesti, morto suicida nel 2023, fu il sottufficiale che lo portò via senza un verbale di sequestro, o meglio, fece un verbale di sequestro per tutte le cose che si portò via quella notte, tranne per lo scontrino, che apparve per la prima volta in atti soltanto 4 giorni più tardi nel rapporto del comandante dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini. Ebbene, la notte della strage, Olindo disse di aver consumato al McDonald's un menù lui e un panino a sua moglie, non dei gamberetti. Rosa, intercettata il giorno dopo la strage, disse di essere rimasta in piedi con mezzo panino, non con dei gamberetti, ma con mezzo panino. Intervistato dalle Iene, Olindo, che non aveva mai visto lo scontrino in atti, lesse la dicitura caffè espresso e sobbalzò, perché lui al McDonald's prendeva solo il caffè americano. E lo stesso Luca Nesti, nel libro Vicini da morire di Pino Corrias, raccontò che nello scontrino che aveva portato via c'era scritto 2 bibite, un panino e un menù. La stessa cosa detta da Olindo, ma totalmente diversa dallo scontrino in atti. Quindi non eravate in casa mentre è successo? No, siamo andati a Como a guardare i negozi e a mangiare da McDonald's. Magari avete pure lo scontrino. E lei dice, eccolo lo scontrino per 2 bibite, un panino, un menù. Il libro di Corrias fu interamente acquisito al processo di Como e Corrias confermò in aula che le informazioni riportate sulla perquisizione a casa di Olindo e Rosa le aveva avute di prima mano dalle fonti investigative. Domanda, la descrizione della perquisizione dell'abitazione di Romano e della Seat Rosa nel parcheggio che lei fa a pagina 85, come l'ha ricostruita? Risposta, informazioni da persone investigative, diciamo, che non mi hanno autorizzato a utilizzare virgolettati, personale e investigativo. E di certo, se Rosa azionò la lavatrice qualche minuto prima delle 22, quella in atti non può essere il loro scontrino. Accertato questo fatto, sarà il caso così di porsi qualche domanda sul verbale del 20 dicembre 2006 di Rosa Bazzi, il verbale di una donna analfabeta e che dunque non era in grado di rileggerlo, in cui la donna asseriva di aver mangiato al McDonald's dei gamberetti, smentendo Olindo, il maresciallo Nesti e pure se stessa, che il giorno dopo la strage aveva detto di essere rimasta in piedi con mezzo panino. Alle Iene, la vedova di Nesti ha raccontato che il marito portava a casa parte della droga che sequestrava e che prima di morire le disse di distruggere dei fascicoli giudiziari e un coltello imbustato che conservava in cantina, cosa che lei non avrebbe fatto. Non solo. Al primo processo di revisione, la Cassazione si inventò il fatto che il nuovo testimone Abdi Kais, lo spacciatore tunisino che risultava residente nell'appartamento della strage, fosse già stato sentito durante le indagini e dunque che non si dovesse ascoltare. Ma è falso. Nessuno all'epoca cercò mai Kais. Iniziai a farlo io, oltre 15 anni fa, dopo che questi aveva scritto una lettera al settimanale Cronaca Vera, sostenendo di avere notizie sulla strage. Ma quando gli scrissi in carcere era già stato espulso e lo ritrovai sui social soltanto molti anni più tardi. Bene, alle Iene e al TG1 Kais ha spiegato ciò che avrebbe forse voluto dire al processo di revisione di Brescia. Ha dichiarato cioè che all'epoca tra i clienti dello spaccio vi erano figli di forze dell'ordine
che stavano conducendo le indagini sulla strage. Ha fatto anche i nomi, che sono stati ovviamente bippati nei programmi. Ma incredibilmente, nonostante le gravissime notizie di reato riportate, nessuna procura si è fatta viva per acquisire il girato delle due trasmissioni. A noi, comunque, resta una sola domanda. Che fine ha fatto il vero scontrino che Rosa Bazzi consegnò la notte dell'11 dicembre 2006 al maresciallo Luca Nesti? Ah!